Buonasera a tutti, siamo qui presenti mentre lo sciame di persone abbandona il teatro, devo dire anche una folla veramente numerosa che ha riempito il teatro, per una rappresentazione teatrale messa su in tempi difficili direi, con un titolo anche molto particolare, Processo e monito per stregarie e malie inclusa. Chi meglio del presidente della Proloco che ha assistito, ha messo insieme, unito le forze e non per la prima volta perché questa rassegna dura da ben 15 anni. Marco Donadi, presidente della Proloco, se hai voglia velocemente di raccontare in cosa consiste. Allora, questa messa in scena, questa rappresentazione teatrale è inserita in un progetto molto più ampio che è il Festival Veneto Spettacoli di Mistero. Veneto Spettacoli di Mistero è una rassegna, è un festival organizzato, voluto dalla Regione Veneto in collaborazione con l'UNPLI regionale Veneto, l'UNPLI è l'Unione Nazionale delle Proloco, e organizzato in ambito locale dalle varie Proloco. Ci sono più di 250 spettacoli distribuiti su tutto il territorio veneto nell'arco di tempo che va tra fine di ottobre e i primi di dicembre. Noi ne abbiamo messi in calendario due, uno l'abbiamo realizzato il 31 ottobre con Chioggia alle streghe, che è un classico che va in onda da 15 anni ormai, e quest'anno ci siamo cimentati con questa rappresentazione teatrale che praticamente è una rievocazione di un processo di inquisizione a streghe presunti tali, tratta dalle carte vescovili della ricerca fatta dal professor Belleno e dal professor Varagnolo, ambientate nel 350 più o meno, quegli anni là. E niente, è molto attinente al tema perché qual è lo spirito e la filosofia di Veneto Spettacolo e Mistero? È quello di rievocare, di sensibilizzare e di rendere consapevole la cittadinanza o gli avventori di quelle tradizioni, di quelle storie popolari tipiche dell'identità veneta. Ecco che chiaramente un processo di inquisizione tipico del nostro territorio di Chioggia in questo caso rientra a pieno in questo tema. Assolutamente, devo dire anche per confortare le tue parole che la rappresentazione, oltre che evocativa, è stata immediata, ha raggiunto secondo me tutte le persone in sala. Non si è sentita la distanza nel tempo dei fatti avvenuti. No, anche perché come ho detto poi alla fine, Certo, chiaramente stiamo vivendo un momento un po' certo, particolare sul tema della in violenza o genere, certo, genere. Qui certo, abbiamo rappresentato il rogo di una strega assolutamente. donna, per cui sono 700 anni che si parla più o meno della stessa Sicuramente la cosa sensibilità di e tutti è stata ancora mossa. chiaramente continuiamo a parlarne. Bene, per forza Big Fish in esterna non poteva che assistere all'evento, cercare di essere presente in tutti gli eventi culturali insomma, della città che meritano una nota particolare. Un ringraziamento intanto, il primo, l'ultimo degli appuntamenti insieme, non penso No, proprio. assolutamente, un primo di tanti, E allora è anzi. stato un grande piacere Marco, Ok, grazie di grazie a tutto, voi. grazie mille, grazie ancora.